Oggi mi trovo ad Oristano, più precisamente zona zuccherificio, ma non voglio essere troppo preciso. Mi trovo con Alfonso Canfora. Ciao Alfonso, come stai? Ciao Davide e ciao a tutti, buon pranzo. Si sta facendo l'estate e molti di noi hanno il tempo, insomma, di andare al mare e potersi divertire soprattutto con l'acqua. Alfonso, durante la metà degli anni 90 ha avuto un'idea, praticamente ha brevettato, pensate, uno scafo trasparente che ci dà la possibilità di poter guardare il fondale del mare mentre stiamo remando. Giusto? Remando, praticando qualsiasi tipo di attività, perché l'utilizzo dello scafo trasparente è applicato a tutte le attrezzature sportive da mare, quindi non solo alla tavola da surf, ma al SUP, alla canoa, alla tavola da foil, allo skateboard. Praticamente è una cosa che io ho sognato da bambino e che inseguo da oltre 30 anni, quindi... Però immaginiamoci, insomma, di andare di farci una remata, sì, nel mare di Zarutas o di Maimoni. Di non usare la maschera, di non usare le bombole per poter vedere qualche cosa che c'è sotto il fondale del mare. Quindi vediamo i pesci, possiamo vedere i relitti, sì, possiamo vedere qualsiasi cosa, perché fa effetto lente, addirittura la vedi anche ingrandita, quindi è proprio una cosa coinvolgente e dà tantissime aspettative. Tanto che questo progetto oggi è anche evoluto, non è finalizzato solamente alla vendita del prodotto, SUP, kayak o skateboard o quant'altro, ma è finalizzato anche a un progetto educativo di sensibilizzazione ambientale, da inserire magari in un circuito scolastico, tale da far capire che comunque è un mezzo che consente di poter dare a chi lo utilizza non solo delle aspettative, ma anche un'educazione ambientale, ecologica, lo coinvolge nella natura, non solo nella pratica dello sport, perché io mi sono sempre impegnato a diffondere il messaggio della pratica dello sport, ma anche del tempo libero comunque, perché questo è un mezzo che può anche non fregartene niente di fare sport, ma stai occupando il tempo libero in una maniera incredibile. Allora, torniamo un attimino indietro, Alfonso. Sì. Era il 1995 e tu un bel giorno ti sei svegliato e hai detto: ma perché? Ho avuto un incidente e durante l'incidente mi stava frullando il cervello. Avevo già questa idea da bambino di poter vedere il fondale del mare o qualsiasi altra cosa senza dover avere il vincolo di una carena colorata che mi negasse E allora ho pensato durante il periodo che sono stato male, sono stato a letto per quasi 6 mesi, lì mi ha iniziato a frullare il cervello, praticavo già surf in quel periodo e ho pensato alla tavola da surf trasparente, quindi l'ho costruita in quel periodo e c'è stato proprio un momento in cui ho ricevuto anche delle derisioni, però poi alla fine sono riuscito a ottenere un prodotto, perché la tavola, entravo in acqua, aveva una valvola, aveva delle perdite, quindi si riempiva l'acqua, era una cosa, potevi essere oggetto di presa in giro, perché comunque ritornavo fuori perché rientravo, rimanevo 2 minuti perché l'acqua entrava nella tavola, poi ho messo a punto la valvola ed era indistruttibile. E oggi abbiamo questo prodotto, sì, che si chiama Crystal Surf ed è praticamente una tua invenzione. Sì, questa è una cosa che utilizza praticamente sul fondo della carena un telaio molto particolare. Attenzione. Un telaio molto particolare che ha una struttura a forma di sinusoide che conferisce alla tavola una tipologia di resistenza, ma non solo un lato estetico. Dà proprio alla tavola la possibilità di poter reggere il peso della persona che gli salta sopra. Qui può anche starci una persona di 100 kg, ok? Dipende dalle spire che vengono messe. Quindi se pesate di più e volete fare un giro qua, mettetevi a dieta. Sì. Imparate prima di tutto a sognare, perché questa è una cosa che ti fa sognare, quindi... Tu hai inventato questo particolare scafo, l'hai anche brevettato, però alla fine ci stanno guadagnando gli altri. Purtroppo il mondo dei brevetti è un mondo, è come nel mare, in un mare pieno di squali, e tu sei un povero pesciolino.
bisogna fare degli investimenti grossi anche solamente per fare una querela a chi te lo copia, quindi il brevetto c'è, l'idea rimane originale, infatti qui se ti noti c'è il marchio di originalità della tavola. Come Jeans Davis li hanno cercato di copiare tutti, il marchio è il modo di riconoscere la tavola in sé. Quindi, questo marchio è tuo? Il marchio è mio, ma anche il brevetto è mio, è di Jonathan Mazza, quindi io ho un socio di brevetto come in altri brevetti. Salutiamolo, dai. Sì, tanti saluti Johnny, non sta attraversando un bellissimo periodo, però è stato uno di quelli che ci ha visto un futuro per questa cosa, quindi ha avuto una grande intuizione. Quindi da ora in poi quando vedrete uno scarfo trasparente, ricordatevi che l'ha inventato un sardo dotato di ingegno sardo. È nata a Oristano questa idea, e quindi è un motivo per poter far riconoscere la Sardegna nel mondo, anche questa. Noi ci siamo sempre impegnati per valorizzare il territorio e continueremo a farlo. Per adesso è gratis questo, dobbiamo riuscire a trovare il modo di poterci anche lucrare come succede in Australia. Ma non solo, per fare in modo che poi tutti possano guadagnarci in qualche modo. Certo, no? È un modo per creare l'avvento del turismo, arriva turismo, spendono nel territorio per conoscere una storia, perché questa è una storia che è una storia di resilienza. È stato un combattimento riuscire a trovare una fabbrica che mi producesse questo. E dove lo fabbricano? Lo fabbricano in Cina. Me l'ha fabbricato David Zeng, una persona che mi ha dato la possibilità di ordinare un singolo pezzo di ogni modello. Ovviamente ho dovuto affrontare delle peripezie per poter arrivare alla cifra da poter pagare per avere ogni singolo pezzo di uno skateboard, un SUP. Però le fabbriche non ti danno questa opportunità, perché ti dicono tu mi devi ordinare 5.000 pezzi di ogni cosa, e poi si vede. Poi il viaggio dalla Cina è un salasso, perché per trasportare 3 o 4 pezzi ci vogliono 3.000 euro. E poi non si sa neanche se arrivano interi. No, bisogna purtroppo anche mettere in conto che possono arrivare sbagliati, cioè montati nel modo che un italiano non lo accetta. Infatti questo io ho dovuto tutto rismontarlo e rifare tutte quante le rifiniture interne, perché non erano come avevo preventivato, gli adesivi, tutto da rifare. Ti ho fatto vedere una cosa bellissima. Nella puntata di domani vedremo anche il risultato, vedremo come funziona al lato pratico con i ragazzi, ricordiamo, di Med School. Ok. Di Puzzuiro, sì. Perfetto. Ti ho contagiato un po' di entusiasmo. Alla grande. Lo voglio provare anch'io. Domani sarai tu il primo a entrare in azione con questa cosa. Se ci fossero tante persone come Alfonso, la Sardegna non spopolerebbe. Sì. Io ho cercato di non scappare da questo posto, con tante cose. Le metto a disposizione, però. Comunque, dobbiamo imparare a collaborare per poter fare rinascere la Sardegna sotto un altro aspetto, che è quello dell'artigianato, delle cose singolari. E dello sport. E dello sport, che è anima trainante. Ma soprattutto Individuo. Sibeo Cressi. Ciao.